in collaborazione con In questa puntata una giornata tra sport e giovani, ma anche tanta agricoltura e sapori del territorio, con la 9ª edizione del concorso per le scuole Ezio Pirazzini, protagonista di una passione. Lo hanno chiamato il Sabato del Vignaiolo, un evento organizzato da FIVI, la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, che su tutto il territorio nazionale ha organizzato appunto questi incontri. 1400 le imprese vitivinicole, in Emilia Romagna oltre 100, tra gli appuntamenti appunto in questa regione. Noi ne abbiamo seguita una a Castelfranco Emilia, dove sono intervenute le aziende provenienti da Modena e da Reggio Emilia, ma non solo, perché c'è qualche intruso che viene anche dal Veneto. E poi direttamente in Campania con la rubrica tecnica in collaborazione con Ortolani Cofri, i kiwi sono in fiore. Ma per finire un salto in stalla andremo in provincia di Lodi, in uno dei maggiori allevamenti europei della razza Limousin. Lì ci penserà Giovanni De Luca. Bellissima giornata per tutti noi, per la nostra trasmissione, una giornata in cui sport e scuola sono andati a braccetto e nella quale i ragazzi, anche se in realtà i ragazzi non hanno lavorato, non sono stati impegnati solo questa giornata ma per mesi prima di questa giornata, i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori del circondario di Imola hanno avuto modo di esprimersi attraverso la scrittura e la creazione multimediale con la 9ª edizione del concorso dedicato al giornalista Ezio Pirazzini. Sottotitolo: Sport è tutto oro quel che luccica, i soldi sono tutto o c'è ancora spazio per la gloria? E allora voi vi chiederete, allora giovani, sport, e voi siete lì davanti a una tavola imbandita. Perché? Perché in questa giornata c'è sempre accanto il mondo dell'agricoltura, finiamo festeggiando e siamo qui alla tenuta all'azienda agricola agrituristica Poggio Pollino, poi arriverà anche Gabriella che è ancora in autodromo per le battute finali. Allora intanto io voglio cominciare con Gianfranco Bernardi, che è il presidente del comitato del concorso Ezio Pirazzini e dell'Associazione Nazionale Azzurri e Olimpici d'Italia. Allora Gianfranco, 9ª edizione, tantissimo entusiasmo da parte dei ragazzi, tantissimi lavori, direi bilancio più che positivo. È positivo senz'altro. C'è da dire che il tema è stato affrontato dai giovani con serietà. Ai miei tempi valeva la medaglietta, oggigiorno valgono solo i soldi. Vuol dire che la nostra generazione ha seminato male. Oggigiorno si cambia maglia dalla sera alla mattina, va tutto bene, è come cambiare moglie. Io sono sposato da 54 anni, non penso di cambiare. È cambiato il mondo? No, diciamo che è cambiato il mondo, ma noi non siamo cambiati. Però devo dire che invece dai lavori dei ragazzi i valori sono anche venuti fuori. Arriveremo anche a raccontarvi questi bei prodotti che ci accompagnano, sono i prodotti del territorio, abbiamo i piatti dell'azienda, però intanto voglio capire dov'è Gabriella, cosa sta facendo. Quindi linea a lei e poi dopo noi da qui ci ritroviamo tutti insieme. Un grazie speciale per questa manifestazione va a Formula Imola per l'ospitalità, al Comune, al CRAME, BCC Romagna Occidentale, Conami, CNA di Imola, Associazione Metropolitana, Confindustria, Delegazione Imolese. Ma che c'entra tutto questo con l'agricoltura e l'agroalimentare? Beh, perché sono tantissime le aziende che ci sostengono, che appartengono proprio a questo mondo. Un mondo fatto di
tipicità e in particolare lo vediamo proprio con Agri Imola, Marco Sassi. Dal 1978 alle pendici delle colline del comprensorio imolese, leader nella produzione di frutta surgelata di alta qualità, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di castagne e marroni. L'azienda si divide, possiamo dire, 50 e 50 tra frutta surgelata e castagne marroni, e abbiamo effettuato vari investimenti con l'Industria 4.0 per implementare nuove linee per quanto riguarda surgelato, asettico, puree. Anche perché voi siete soggetti a quello che è tutto il cambiamento climatico, quindi la siccità, insomma, che siano castagne marroni o che siano frutta ci mette lo zampino. Sì, esatto. Anche un fattore l'hanno fatto e l'aumento dei costi per quanto riguarda tutte le materie prime, dal gas, dall'elettricità, che noi siamo un'azienda molto energivora, perciò il nostro intento sarà quello comunque di cercare di ridurre tutti gli sprechi di energia e anche inserendo del nuovo sistema di pannelli fotovoltaici, appunto per cercare di ridurre al minimo gli sprechi. Il mondo dei produttori agricoli presenti all'interno della manifestazione del premio Ezio Pirazzini, una presenza fedele, come recita anche il titolo, la fedeltà a una squadra, Jacopo Giovannini, con i suoi vini biologici che sono andati un po' in giro per tutta l'Italia in questa occasione perché nelle mani dei giurati. È un piacere portare anche in giro, aiutarci a portare in giro i nostri vini, così insomma la Romagna, Imola viene conosciuta anche per il frutto del proprio territorio, e quindi siamo contentissimi di aver partecipato fino adesso e saremo straordinariamente contenti a partecipare il prossimo anno per la 10ª edizione. Quindi insomma un grazie e un arrivederci al prossimo anno. Allora, quest'altro anno un brindisone gigante, anche perché diciamo che cercheremo proprio anche di fare un bel cin cin con tutti i ragazzi degli istituti superiori delle scuole del circondario imolese. Tornando un attimo in tema, vogliamo ricordare che sono stati oltre 200 gli elaborati che hanno partecipato, articoli e video a questo premio Pirazzini, ma soprattutto tante emozioni. Ad esempio, il primo video classificato è stato realizzato da 24 ragazzi dell'Istituto Chimico Agrario Scarabelli Ghini di Imola, un vero e proprio cortometraggio sulla storia immaginaria di Carlito. Ancora più emozionante il primo premio nella sezione articolo, che è andata a 3 ragazzi che frequentano l'Istituto Alberghiero Turismo e Ristorazione Bartolomeo Scappi, ma in carcere. Un racconto sotto forma di intervista che termina così: noi qua impariamo a lasciarci alle spalle ciò che luccica, perché spesso è questa brama che ci ha portato qui dentro. Al contrario, proviamo a capire cosa significa la conquista della gloria personale, una gloria pulita, sportiva, semplice. Grande prova anche degli studenti del Polo Liceale, Rambaldi, Valeriani, Alessandro da Imola, e tanto sostegno da parte del mondo imprenditoriale locale. Ricordiamo ancora una volta altri sponsor del mondo agricolo sono CLAI, la cooperativa di lavorazione carni e formaggi, sono la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Imola, ma c'è anche il mondo finanziario che in questa occasione vogliamo coinvolgere legandoci al tema dell'agricoltura e delle nostre campagne. Alessandro Parra, Financial Advisor per quello che riguarda il mondo Allianz Bank, giovani, agricoltura, finanza. Diciamo che il mondo agricolo ha preso il sopravvento perché questo è un anno in cui le materie prime sono salite tantissimo, e con la guerra ovviamente sia il grano, sia il mais, sia l'olio di girasole prodotti dall'Ucraina sono andati a prezzi molto elevati. Fortunatamente diciamo che l'Italia dal punto di vista del grano è sempre stato un paese produttore, è tornato a questo mondo di grano, e soprattutto il mondo nelle crisi di tipo agricolo ha il vantaggio che sono crisi cicliche, che tutti si mettono a produrre normalmente i beni che mancano e quindi il rialzo dei prezzi non dura per tanti anni. È chiaro che per la finanza oggi l'agricoltura è uno dei temi principali, insieme al gas, insieme al petrolio, insieme al carbone e insieme alle altre materie prime. Però diciamo che era dal 2008 che non avevamo un'importanza così forte dal punto di vista dei beni agricoli.
Ecco, come vedete il premio Pirazzini è sempre il contesto ideale per allargare le tematiche e le riflessioni. E allora adesso, prima di spostarci sulle prime colline imolesi alla tenuta a Poggio Pollino, dove ci sarà proprio il sipario legato alla tipicità e alle produzioni locali, entriamo direttamente in stalla, quindi zootecnia, parliamo di limousine, razza da carne di origine francese che in Italia ha trovato centinaia di appassionati allevatori. Ne parliamo con Matteo Biancardi che a Maccastorna in provincia di Lodi è alla guida di uno dei maggiori allevamenti europei. La linea a Giovanni De Luca, allevatori top. Siamo a Maccastorna in provincia di Lodi, in uno dei più piccoli comuni italiani, che ha però anche una grande particolarità perché Matteo Biancardi è uno dei principali allevatori di limousine d'Europa. Sì Gianni, benvenuto, ti ringrazio. Con la mia famiglia siamo allevatori da 3 generazioni e oggi siamo uno dei più grossi allevamenti di vacche nutrici limousine in selezione d'Europa. Cosa vuol dire vacca nutrice? Vacca nutrice è praticamente quella tipologia di animale solitamente da carne, quindi non per fare latte, dove i vitelli rimangono con le madri fino a 7 mesi, che è il periodo naturale dello svezzamento, e poi da lì prendono diverse strade, che possono essere la riproduzione, come l'ingrasso. Perché la limousine in questo momento ha un successo così grande anche in Italia? Allora, è un po' di anni che la limousine sta crescendo come numeri in Italia. La nostra scelta è stata fatta soprattutto per 2 ragioni, una di management, quindi avendo questi grossi numeri la facilità di parto è fondamentale, l'altra di marketing perché all'inizio si era pensato che nel nord Italia i più grossi ingrassatori sono di limousine o charolais e quindi abbiamo puntato sulla limousine. Ma questa razza la troviamo anche in centro Italia, in zone pedecollinari, la troviamo in Sicilia, la troviamo in Sardegna, cioè in zone dove l'allevamento da carne può rappresentare veramente un'alternativa valida per un'azienda agricola. Assolutamente, io penso che la vacca nutrice abbia un grandissimo spazio in Italia perché comunque noi siamo grossi importatori di vitelli, quindi se riusciamo a produrli in Italia è molto meglio e abbiamo una grandissima zona nel centro-sud Italia dove ha delle potenzialità per poter incrementare ancora di più il numero di vacche. Ecco, un'altra particolarità della tua selezione genetica è quella del gene Polled, cioè perché tu hai degli animali che naturalmente sono privi di corna. Esattamente, dal 2009 abbiamo cominciato ad approcciarci a questa genetica senza corna dove abbiamo avuto dei riscontri ottimi sia per una questione di benessere animale in primis, 2 anche di sicurezza per gli operatori, ma da quella parte di clienti che utilizzano i vitelli per ingrassare anche un'ottima qualità della carne. Quindi potrebbe essere un elemento in più per catturare il consumatore, perché tu fai le altre cose, sei anche un ristoratore. Sì, noi abbiamo una società che fa ristorazione, quindi chiaramente la carne è nostra e anche lì abbiamo visto che questa tipologia di carne è più apprezzata. E poi l'ultimo appuntamento, 11 giugno, se qualcuno fosse in zona Maccastorna, qui farai una grandissima festa per celebrare la limousine insieme ad altri allevatori e far conoscere questo animale anche a chi non l'ha ancora in questo momento in azienda. Quindi a che ora dobbiamo sintonizzarci l'11 giugno? Esattamente, l'11 giugno abbiamo deciso di fare questo Open Day dove invitiamo tutti gli amici della razza limousine per poter confrontarci su diverse tematiche e stare un momento insieme anche dopo questo momento di ripresa che ci vuole. Perfetto, quindi chi fosse interessato trova tutti i tuoi riferimenti su internet per passare una bella giornata insieme a queste 750 vacche. Esattamente, 750 vacche per 1200 animali. Ne avete da lavorare quindi tutto l'anno? Un po'. Bene, grazie Matteo, buon lavoro ancora. Bene, finisce qui la prima parte della nostra trasmissione, noi però come sempre ci rivediamo nel finale perché abbiamo tutte queste cose da raccontarvi e tante voci da ascoltare.